come Casulla sono venuta ad ascoltare e a salutare le tante compagne e compagni che incontro con molto volentieri. La prima mesa la apparecchiamo, Francisco, Ilaria, Gianluca, sanno, apparecchiamo una mesa nel 2014, misero molti bastoni sopra le ruote. Sono contenta che queste ruote probabilmente sono forti, resistenti, e questa mesa si è allargata. Volevo concordare nuovamente con Casulla riguardo il nemico vero del popolo sardo, perché ha ragione Zucchetto quando dice che ci stanno distruggendo la bomba chimica e la sanità, ha ragione Sollai quando parla delle servitù, ma la servitù vera è la servitù culturale. La servitù vera è la cultura dominante diffusa capillarmente dalle prime scuole. Questo addestramento a non essere consapevoli, non di essere sardi, ma di essere cittadine e cittadini di diritto. Credo che questo sia il lavoro che tutti aspettavamo per il futuro della Sardegna. Occorre lavorare, il cartello elettorale, come si dice, è importante, però diciamo la verità, è molto importante il lavoro culturale, perché si arriva ad avere il consenso solo se noi riusciamo ad uscire dalla nostra autoreferenzialità, perché purtroppo è da anni che rischiamo di essere autoreferenziali. Quindi qualcuno, non mi ricordo chi, ha detto andremo casa per casa, paese per paese, e questo è il lavoro da fare. Poi il consenso arriverà sicuramente. Buon lavoro. Che ci sono prima, no? Non io ma certo sapere chi, compagno, non compagno, professor Casulla, a me non mi interessa la DS del destra, del manca, come si vuole salvare, mi interessa la precisare, ma di non essere che certo su aggettivo, magari che tu sai, mesa che si scoscia subito, come ti si può scosciare dall'altra mesa, sai che scegli bene, questi anni, riuscì a Sollai, riuscì a Zucchetto. Noi saremo un mezzo. Posso chiamare i compagni che tanto poi si è una camerata, se non si offende la cosa non si può usare, non cifra neanche del testo, a me non mi interessa, a me mi interessa non ha detto compagni, non ha detto compagni nel senso che intendeva lì, ha detto compagni per amici, compagni di viaggio. Grazie, il progetto è quello che abbiamo presentato ed è aperto, quindi è aperto a tutti i temi. No, non possiamo impedire alle persone di parlare. Grazie. Posso, perdonate, me l'ho dimenticato prima, lo so che sembra una domanda più terra, però dei partiti, ci sono molti partiti ovviamente che si impegnano perché il tema sardo, il tema... tanto è una domanda per loro, se mi sentono allora, dicevo, molti partiti, sì, anche che non fanno parte della galassia indipendentista o comunque si professano tali, ma faccio un esempio, il partito dei sardi per esempio, che ha fatto dell'autodeterminazione della nazione sarda, di una finta agenzia sarda delle entrate, probabilmente un cavallo di battaglia, che però è vero anche che un po' perché si siede nei banchi di potere, un po' perché le suggestioni sono quelle giuste e sta riuscendo a coinvolgere. Ecco, vi chiedo quanto pesa sul vostro processo culturale un processo parallelo di indipendentismo e nel caso come lo giudicate, e se per caso queste due strade si possono incrociare oppure è proprio un altro modo di utilizzare l'indipendenza. Faccio un appunto perché le persone che magari non frequentano i partiti indipendentisti si chiedono, alla fine la domanda è quale indipendentismo, cioè perché questo è il fulcro, perché il vostro indipendentismo è giusto e il loro è sbagliato o viceversa, questa è fondamentalmente la sostanza delle cose. Speriamo che non diventi un nuovo tormentone, buon sardo, cittadino del mondo. No, Gianluca, non è un problema di tormentoni, è un problema che il partito dei sardi sta andando avanti in una coalizione di centrosinistra e parla di indipendentismo. Qua si è parlato di indipendentismo, allora io chiedo, qual è il... Allora, non è mai male parlare di indipendentismo, per cui
secondo me, anche se uno porta avanti una strategia a mio modo di vedere sbagliata, anzi al nostro modo di vedere sbagliato, cioè quella di allearsi con i partiti italiani, che in termini indipendentisti vuol dire collaborazionismo, no? È una strategia secondo noi fallimentare, perché voglio dire, noi abbiamo preso anche più voti del Partito dei Sardi, ma non abbiamo conseguito. Quindi su questo, ma anche di altri che hanno magari l'1% hanno preso, quindi va bene che si faccia indipendentismo, va bene che si parli di indipendenza, deve parlare sempre di più. E io preferisco una persona che mente dicendo che è indipendentista, così almeno lo deve obbligare. Prima, qualche anno fa, non esisteva una cosa di questo tipo, uno non si permetteva di spendersi indipendentista sapendo bene le conseguenze, quindi è un segno comunque buono. Dopodiché sull'Agenzia Stata delle Entrate, su questa rata, vedremo quello che esce, vedremo quello che esce. Al momento, su quello che noi avevamo raccolto, le firme, tutto quell'elaborato, per cui dovevamo non solo accertare ma anche riscuotere i tributi, al momento io non lo vedo, poi giudicheremo quando nasce questa agenzia, poi che coinvolga, che faccia nuovi dipendentisti, va bene, poi quegli indipendentisti che hanno assunto, che hanno raggiunto una coscienza nazionale, magari anche loro cominceranno a ragionare sul fatto se conviene o non conviene andare insieme magari ai partiti italiani, più il centro-sinistra piuttosto che il centro-destra. Per me è sempre una cosa positiva che si parli di indipendentismo, si faccia indipendentismo. Grazie. Allora, in ordine a questo, io voglio far presente che nella concertazione, quindi in questa concertazione, vi è anche Gentes, che è un'associazione civica, io sono qui come portavoce, Gentes non è indipendentista, cioè nel senso che non ha fatto come primo obiettivo l'indipendenza, però ci si è ritrovati sul progetto e sul programma. Per quanto riguarda quelle forze che dicevo si sono fatte qualcuno abbagliare dalla poltrona, e talvolta questo accade, ma accade per debolezza, e conosciamo bene quali sono queste debolezze. Poi c'è chi invece riesce a rinnovarsi, ci sono dei politici che si rinnovano e non rinnovano la Sardegna, non rinnovano l'economia della Sardegna, rinnovano se stessi, e anche questi, come li intravedo io credo che li intravedete tutti e li intravede anche il popolo, insomma. Meriti qualche commento ulteriore, nel senso che ci sono indipendentisti che sono stati dentro le istituzioni a contatto con formazioni politiche italiane e che hanno fatto politiche indipendentiste, ci sono indipendentisti che dichiarano di essere indipendentisti e che non fanno all'interno delle istituzioni politiche indipendentiste. Stiamo attenti perché la connivenza è lì nel momento del voto e dell'accordo. Poi ricordiamoci sempre che le cose peggiori che ci hanno proposto, stranamente le chiamano in sardo, in lingua sarda, Abbanoa, si scola sarda, forestas, ok? Questo ci deve far riflettere, per cui tutte le cose peggiori che vengono votate e stanno passando all'interno delle istituzioni passano con delle complicità, e allora è doveroso dire: ma anche queste formazioni politiche che si dichiarano in un certo modo, ma all'interno delle istituzioni che cosa fanno? E dico questo perché io sono stata dentro le istituzioni e molti di noi sono stati candidati, tutti, c'è chi ce l'ha fatta, c'è chi non ce l'ha fatta, però riflettiamo su queste cose. Grazie. Io penso che sul concetto che ha dato Gianluca siete proprio lo giusto, cioè fino che sul collaborazionismo, cioè sul pensare che esista una soluzione collaborazionista, è stato bozzato da essi storia, cioè non è che l'abbiamo bozzato noi, che gli dobbiamo dare una bozzatura politica, è stato bozzato da essi storia. Cioè Manicheda o Francisco Seda o Gavino Usar non sono mezzo del Mario Melis, anzi io penso assolutamente no, eppure
Mario Melis, che in tutta la potenza che ha capito, che veramente in questo momento quasi un capo di Stato, di poter permettere di dare appiamente chi chiesce il Lumumba, ha dato chi era fatto, e ha capito tante occasioni di comportare proprio quasi come te che sono scurto, come te che sono palestinesi, e non è successo. E seppure è stato pionieri di questa gabbia autonomista, il che renare che noi si pote praticare l'indipendentismo a parola e poi vivere questo autonomismo. No, assolutamente non va a nulla, ma insomma, durante fino a questa giunta che veste in un bebata pure indipendentista che abbiamo visto la regione esclusa dalla parte civile il suo processo di guerra. Ma che non mai pote succedere una cosa del genere in cale terra? Pote succedere che noi non siamo il mere dell'ambiente nostro toscato da tutto canto e non possiamo difendere l'assurdo este che è stato este attore di reato e parte lesa, ma che non mai è possibile, e questo è successo durante un governo co-indipendentista. Tu poi l'Agenzia delle Entrate andiamo a dare che la dichiarazione del suo assessore competente ha nato che è verità. L'Agenzia delle Entrate ha nato, non esigerà le tasse dei sardi, ma vigilerà semplicemente nella gestione delle entrate fiscali. Quindi, questo l'ha nato l'assessore, non è che l'ha parlato ieri, l'ha nato l'assessore, l'ha tradito in un articolo del giornale in si intervista, diretta. Grazie, se potete raccogliere le ultime 2 domande e poi chiudiamo. Anche lei. Facciamo... Ah no, ok. Allora l'ultima domanda e poi chiudiamo. Ah, anche qua, scusami. Un'altra in realtà volevo fare anche delle considerazioni brevi. Sono venuto anch'io per curiosità. Ho sempre sperato e auspicato che ci fosse un avvicinamento tra le diverse forze che vogliono mettere la Sardegna al primo posto, e quindi non posso che vedere con molto piacere questo tentativo. Nel contempo ho apprezzato molto l'intervento, al di là di tante cose che sono state dette, però mi è piaciuto l'intervento di Francesco Casula, perché se fosse condiviso anche da questo tavolo sarebbero già 3 punti di partenza estremamente importanti. Io nella vita mi occupo di economia e spesso non si vede il collegamento che c'è tra l'identità e lo sviluppo economico, e invece penso che il concetto di identità si possa declinare su tanti aspetti, anche dal punto di vista economico, e da questo punto di vista l'uso del sardo non come folclorizzazione o come specchietto per allodole, come in qualche modo si fa con certi provvedimenti normativi, debba essere una pratica quotidiana, per cui il richiamo alla toponomastica è certamente un elemento di vantaggio competitivo proprio dal punto di vista, per esempio, dell'attrattività turistica. Noi è vero che dobbiamo conoscere l'inglese e le altre lingue per comunicare col mondo, ma se dobbiamo, tra virgolette, vendere nel senso più nobile del termine la nostra destinazione nel mondo, la maggiore capacità attrattiva noi la possiamo utilizzare recuperando tutta la toponomastica che in qualche modo ci ha caratterizzato. E questa non è un'opera di revisione, è un'opera di riappropriazione di qualcosa che troviamo nelle radici. Talvolta le innovazioni, oggi si parla tanto di innovazioni, ma le vere innovazioni spesso consistono nel riuscire a recuperare valori identitari. Faccio un esempio banalissimo, ma un panificio di Gorno Spanadica, nel raccontare la sua esperienza di innovazione, ha detto: io ho trovato la mia più grande innovazione nell'aver recuperato il lievito madre di mia bisnonna. Allora, se cominciamo a tradurre anche operativamente questi concetti, che altrimenti rischiano di essere solo degli slogan,
difficilmente si riesce a catturare l'attenzione della gente. Voglio dire questo, bisogna fare un ragionamento che non sia di tipo ideologico, perché chi si occupa di politica ha già le sue idee e difficilmente le modifica. Ci sono tutti gli altri, ed è la stragrande maggioranza delle persone, che sono fuori e non hanno questo interesse, mentre hanno interesse a riempire la pancia, a trovare soddisfazione alle proprie necessità quotidiane, di aspirazione personale, culturale e via discorrendo. Questo lo dico perché se questa mesa si deve aprire, cioè il coinvolgimento non si fa semplicemente invitando le persone a venire, si fa anche riuscendo a proporre qualcosa che sia nell'interesse delle persone alle quali noi ci vogliamo rivolgere. Questo è un aspetto che io, molto modestamente, dal mio piccolo osservatorio, penso che sia insomma qualcosa da prendere in considerazione. Grazie. Buongiorno a tutti, scusate ma si parla flameo e lingua sarda, che è slangarese, però uso la lingua ponte che è l'italiano perché è una necessità vitale, riuscire a capirci fino in fondo. Beppe parlava adesso degli interessi diretti delle persone che vivono in Sardegna, che parlano lingua sarda o non la parlano più perché l'hanno persa. L'interesse diretto fondamentale in questo momento è il lavoro, perché permette di vivere. E quello che noi auspichiamo è un lavoro che sia dignitoso, perché ci permette di vivere in maniera dignitosa e non come servi, e non come schiavi, e non come sfruttati. Parlo come facente parte della segreteria nazionale della Confederazione Sindacale Sarda e facente parte del Comitato Traballo, Dignità e Vita. Lavoro, dignità e vita. Questi sono i nostri fondamentali obiettivi in una battaglia e in un grande lavoro che stiamo portando avanti da diversi mesi con diverse altre organizzazioni e movimenti. E la prima risposta, oltre a tutte le necessità che sono state esposte a sé, è quella di ricreare lavoro in Sardegna. Noi dobbiamo mettere in atto da subito una nuova economia. Chi ci governa è agganciato fortemente alla economia lineare, la cosiddetta economia lineare, è l'economia che sfrutta le risorse naturali e umane. La Sardegna è un esempio nel mondo di come si riesce a portare avanti un'economia lineare fino all'esaurimento e alla scomparsa delle persone. I nostri figli emigrano, io ne ho uno, ma ho anche una figlia che si sta preparando le valigie perché non c'è più lavoro qui, ho 2 nipoti e per quei nipoti combatto. Rimango qui a combattere, faccio il partigiano in Sardegna, faccio il lavoratore che combatte giorno per giorno dentro un'azienda dove lo sfruttano e dove lo minacciano e dove lo vogliono licenziare, e mi licenzieranno, bene, continuerò a combattere, non mollo. Ecco, questa è la realtà che è talmente diffusa in Sardegna che ci deve rendere più forti di tutti gli altri che fanno politica in questa terra, perché abbiamo i valori, abbiamo la saggezza e abbiamo una dignità da difendere. Sardi nel mondo, sono d'accordo, noi facciamo parte del mondo, non siamo un isolotto sperduto, noi ne facciamo pienamente parte perché il mondo qui prende tanto, prende e specula su noi, popolo che non è convinto ad essere popolo. Allora noi dobbiamo ricreare occasioni di lavoro. Quindi vi chiedo un primo incontro come commissario per il lavoro, la dignità e la vita. La domanda è questa, lavoriamo insieme e noi siamo pronti. E qui ci sono che i tempi sono maturi, l'abbiamo capito oggi perché siamo venuti ad una conferenza stampa, abbiamo trovato l'aria densa di ebollizione, di idee, di proposte, di chi giustamente oggi è venuto qua a mettere sul piatto le lotte di una vita e lo sguardo verso il futuro. Quindi questo penso che sia significativo, nel senso che oggi è stato una conferenza importante, ma è stato anche qualcosa di più, è stato già un assaggio di quello che sarà. E a questo proposito chiudo con un appuntamento verso il futuro, nel senso che verrà messo a breve online una piattaforma di contatto, c'è già la mail, ma verrà messa una piattaforma online che sarà un punto di incontro e di riferimento importante.
entro breve, mese e mezzo, non di più, porteremo avanti un incontro importante che è attualmente allo studio di partecipazione. Chiameremo tutti voi, anche chi oggi non è venuto ma volevo venire, molti ci hanno mandato anche messaggi, anche molti immigrati ci hanno mandato messaggi, siamo con voi, col cuore siamo là. Quando organizzerete qualcosa di strutturato prenderemo quei pochi che sono rimasti e torneremo per battagliare con voi. Quindi probabilmente adesso dovremo dare un po' di anticipo perché ci sono anche gli immigrati che vogliono camminare con noi. Vogliono percorrere questo percorso con noi e vi invitiamo insomma, a lasciare le mail. Ci stiamo rialzando, quindi andiamo avanti. Oggi è stata una bella giornata, facciamola diventare un progetto per la nostra vita, per la nostra vita.